17:30 puntuali come sempre, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta appunto con l'edizione straordinaria di Antenna 3. Allora avete sentito oggi è andata in onda l'ultima conferenza stampa del Presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo una lunga serie di conferenze stampa che di fatto hanno tenuto compagnia ai veneti per essere informati e aggiornati quotidianamente sull'andamento della pandemia. Ora fortunatamente le condizioni stanno migliorando, il virus pare si stia indebolendo, ma faremo un approfondimento anche su questo oggi nel corso della nostra edizione straordinaria. Dunque oggi è stata fissata appunto la sua ultima conferenza stampa con la fine del mese, ma ci sono molte notizie di cui vi dobbiamo parlare, a partire dal rimpallo in governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sul grandissimo tema del MES, e poi un altro tema importantissimo che potrebbe finalmente portare ad una sburocratizzazione generale del nostro sistema Italia, ovvero il decreto semplificazioni. Allora io darei subito la parola al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, che ci ha raggiunto in questa prima parte dell'edizione straordinaria, perché vogliamo chiedere a lui qualche spiegazione in merito a questo decreto. Allora, buon pomeriggio intanto, sottosegretario. Buon pomeriggio a lei e a tutti voi. Senta, la stanno definendo una terapia d'urto, quella del decreto semplificazioni. È stata annunciata in Consiglio dei Ministri, deve passare al vaglio della maggioranza, sarà condivisa con l'opposizione. Quali aspettative ha questo decreto? Tra l'altro invocato a gran voce anche qui sul territorio, noi abbiamo sentito l'assessore regionale Elena Donazzan, il presidente di Union Camere Veneto, tutti vogliono il decreto semplificazioni. C'è il rischio però che insomma si arrivi a fine estate con questo decreto. Ci dà qualche indicazione in più su quali sono le tempistiche, ma soprattutto che cosa potrebbe portare davvero sul territorio questo decreto? Allora, partiamo dai tempi. Per rispondere alla sua domanda, il decreto dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri già nel corso di questa settimana e quindi poi, essendo un decreto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore e ci vorranno poi i tempi per la conversione in legge in Parlamento, che si sa avviene entro 30 giorni, ma essendo un decreto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è legge. Che cosa prevede? Prevede una serie di norme per cercare di snellire la nostra burocrazia, prevede delle misure che vengono incontro ad una vita più semplice per imprese e famiglie e si muove nella direzione di sciogliere quel groviglio di competenze che spesso impediscono di prendere delle decisioni velocemente in relazione alle opere pubbliche, in relazione alle infrastrutture, in relazione agli interventi che possono agevolare anche le imprese. Sarà quindi un provvedimento che tenterà di dare impulso al fare e di produrre dei tempi più veloci e quindi un costo minore per la nostra economia, in grado quindi di far ripartire anche la crescita nel nostro paese dopo la fase della pandemia. Sicuramente, come dice lei, velocizzerà le procedure per esempio per la verifica dell'impatto ambientale delle opere sul territorio, e poi ci sarà uno snellimento anche per quanto riguarda le famose autorizzazioni degli enti locali, che oggi insomma rischiano di arrivare anche dopo una serie di anni, no? Quando si cerca di fare un lavoro sul territorio, e queste sono notizie importanti. Molto importante è anche la modifica del famoso codice degli appalti, cioè si potrà andare a gara anche con insomma, a gara si arriverà diciamo per opere per un importo superiore adesso sopra i 5 milioni di euro, quindi insomma stiamo parlando di opere molto grosse. Invece per opere sotto i 150.000 euro basterà una manifestazione di interesse. Questo ha dei pro e dei contro. I pro sono ovviamente quello di velocizzare il tutto. Quali sono i contro che stanno un po' contestando le opposizioni? E insomma chiederò a lei di difenderlo ovviamente. Ma devo dire che adesso questo decreto non ha ancora in tutti i suoi aspetti visto la luce. Diciamo che si muove sulla responsabilità di firma, sul limite di gare, come lei ha detto, per importi sotto una certa soglia, ma lo fa per un periodo limitato di tempo proprio per garantire la possibilità di sbloccare alcune opere, di farlo in termini più veloci, ricorrendo alla gara d'appalto solamente sopra cifre consistenti. Naturalmente dovranno essere comunque garantite procedure di trasparenza
che però verranno garantite. Il vantaggio sarà quello di poter fare tutto più velocemente. Noi sappiamo che dopo una crisi come quella che abbiamo vissuto, che ancora stiamo vivendo, abbiamo bisogno di far partire investimenti anche piccoli, opere pubbliche piccole nei piccoli comuni, che possono determinare però un risveglio della nostra economia. Il settore edile di fatto ha sofferto moltissimo la pandemia, sono cantieri che sono rimasti chiusi per mesi con un crollo totale degli introiti e moltissime imprese sono andate in difficoltà. Di fatto è una sorta di semplificazione delle regole, e sicuramente ci saranno anche degli effetti positivi proprio sulla vita e sulle scelte del singolo cittadino. Quindi lei ci sta dicendo adesso lo porteremo in consiglio, c'è il passaggio insomma di verifica. Le notizie che sono uscite un po' oggi sono legate alla questione del condono edilizio. Possiamo un po' raccontare di che cosa si tratta? Ma guardi, questa del condono mi pare una cosa del tutto infondata, talmente lontana dalla cultura politica e dalle scelte che abbiamo fatto nel corso di questi anni, che è una scelta che veramente non esiste. Noi siamo contro qualsiasi forma di condono, l'abbiamo combattuti anche nel passato, quindi di condoni non se ne parla. Come ho detto, il decreto avrà un vaglio tra le forze politiche già questa sera, e poi dovrà andare in Consiglio dei Ministri probabilmente questa settimana, probabilmente giovedì sera. E ogni norma verrà vista nel modo più efficace possibile, ma di condoni proprio non se ne parla. Si può parlare di procedure più semplici per assegnare lavori, si può parlare di procedure più semplici perché avvengano le firme su procedure che possono essere sbloccate, ma certo non stiamo parlando del passato, stiamo parlando di interventi che servono nel presente e per il futuro. Non dobbiamo condonare nulla del passato, dobbiamo avere delle procedure più snelle per il presente. Ecco, no, insomma, una doverosa chiarezza che le chiedo, perché ovviamente nel momento in cui ancora non è stato messo tutto nero su bianco, poi è molto facile cadere in suggestioni, ed è un po' quello che sta accadendo, insomma, anche a livello di stampa nazionale, che stiamo leggendo anche noi come giornalisti. Quindi insomma i chiarimenti sono... Le bozze che girano dei decreti vanno sempre prese con le pinze. Si tratta ancora di bozze che sono circolate ieri e che però insomma avranno un vaglio definitivo solo nelle prossime ore. Senta, sottosegretario, andiamo un attimo al MES. No? Di fatto noi dobbiamo attingere il maggior numero di risorse possibile sapendole spendere. Sul MES si sta consumando, anche qui qualcuno ha gridato alla crisi di governo, e le dichiarazioni un po' della Merkel, che sta aspettando che sia l'Italia a fare il primo passo, hanno messo sul chi va là più di qualcuno. Qual è il punto della situazione in questo momento, anche nel rapporto con gli alleati? La valutazione che io faccio è che il MES non è più quello che abbiamo conosciuto durante la vicenda della crisi greca, non è quello di cui si era parlato nel 2011, quando al governo dell'Italia c'era un'altra maggioranza, una maggioranza in cui c'era anche la Lega e Alleanza Nazionale. Non è più quello strumento, è totalmente cambiato. Oggi può essere messo a disposizione degli stati nazionali senza condizioni e anche senza interessi. Per l'Italia si tratterà di 37 miliardi che potranno essere usati per il supporto al sistema sanitario, per i medici di base, per la riduzione delle liste d'attesa, per l'aumento dei posti degli specializzandi, per il miglioramento delle prestazioni, e quindi è uno strumento assolutamente da usare. Noi stiamo ovviamente ragionando anche all'interno della maggioranza per far capire ai nostri alleati che il vero nodo probabilmente sta nell'acronimo, ma la sostanza è completamente diversa, che spogliato il dibattito da considerazioni di carattere ideologico ci si renderà conto che sarà meglio adottarlo, e sarà meglio adottarlo insieme agli altri strumenti che l'Europa sta adottando, a cominciare dal Recovery Fund. Quindi è un fatto assolutamente positivo. Mi faccio solamente dire, l'ho detto anche Zaia, mi pare che solamente per il Veneto questo varrebbe 3 miliardi di euro. Proviamo a immaginarci che cosa sono 3 miliardi di euro per il nostro sistema ospedaliero, per i medici, per gli operatori sanitari, per
poi le risposte nei confronti dei cittadini. Sono una grande cifra che io penso dovrà essere utilizzata. Tra l'altro, insomma, il MES ha incontrato anche il favore di Forza Italia, quindi dell'opposizione, cioè lo zoccolo duro rappresentato tra Lega e Fratelli d'Italia. La Meloni ha fatto delle affermazioni molto forti quando dice e poi per chiedere indietro i soldi andranno a toccare i conti degli italiani. Questo è il grandissimo spauracchio ovviamente che viene dato, no? per criticare in qualche modo il MES. È esattamente il contrario, perché in questo modo noi potremmo attingere ad una linea di prestito senza interessi, quindi quasi tassazione zero da parte dell'Europa, e non dover produrre nuovo debito pubblico nel nostro paese. Quindi è un'operazione assolutamente vantaggiosa, così come lo è il fondo SURE per la lotta alla disoccupazione a favore delle misure per la cassa integrazione. Quindi, perché si stanno allentando i tempi per uno strumento che è così evidentemente utile? Perché io ho detto c'è un approccio di carattere ideologico con qualche diversità all'interno della maggioranza, è inutile nasconderlo. C'è una parte del Movimento 5 Stelle che ritiene che possa essere un rischio per il nostro paese. Stiamo spiegando loro che non sarà così, non ci sono condizionalità, è assolutamente vantaggioso. Ma come lei ha detto, c'è una parte dell'opposizione che è favorevole, ma ci sono contraddizioni anche all'interno dell'opposizione. Basti pensare che Zaia si è espresso favorevolmente, mentre Salvini si esprime in maniera contraria, così come tutta la Lega o come Alleanza Nazionale. Quindi davvero dovrebbe essere un dibattito spogliato dal contenuto di carattere ideologico e considerato solamente per l'impatto positivo che può avere per la nostra sanità questa misura. Quindi voi siete al lavoro su questo fronte, sul fronte del recovery plan, sul fronte del decreto semplificazioni, che di fatto insomma veicola il concetto che semplificare le regole è uno strumento indispensabile per lo sviluppo del nostro paese. E poi, se scendiamo sul territorio, il Veneto, come tante altre regioni, lei sa, vanno ad elezioni. La parola, il minimo denominatore, il cavallo su cui tutti stanno cercando di salire è quello dell'autonomia, anche qui, soprattutto qui in Veneto. Posso chiederle un passaggio su questo? Sì, direi di sì. Mi richiamo alle parole che ha usato il Presidente della Repubblica tempo fa. L'autonomia è assolutamente un concetto fondamentale, ma si basa su una leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. E quindi io penso che bisognerebbe evitare la contrapposizione tra Stato e regioni, la regione virtuosa, poi non è sempre così, lo Stato inefficiente, e lavorare a comporre un quadro che consenta in un insieme di regole a livello nazionale di dare maggiore autonomia alle regioni. È esattamente quello che abbiamo fatto nel corso di questo periodo di governo, dove l'autonomia ha fatto dei passi in avanti molto importanti, e il provvedimento sarebbe stato già votato probabilmente se non ci fosse poi stata la pandemia, cosa che ha prodotto dei risultati molto più importanti nel corso dell'ultimo periodo che nel governo precedente in cui c'era anche la Lega. Detto questo, ce ne occuperemo. Non è una bandiera ideologica, non può essere sventolata come fa Zaia solamente per creare contrapposizioni, ma magari con contenuti abbastanza vuoti. Quindi c'è un'autonomia a cui sta lavorando il governo? Beh, questo era già avvenuto con l'intesa che si era fatta anche con la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia prima dell'emergenza coronavirus. Il provvedimento era lavorato alla legge delega che è votata dal Parlamento, dalla quale poi possono discendere le misure che le regioni possono prendere sulla base di queste regole comuni. Poi nel mese di febbraio si sa come sono andate le cose, ma sarà un tema che verrà ripreso al più presto. Credo anche che in questo periodo vada considerato che, a proposito di sanità, ci vuole l'autonomia e poi ci vuole un sistema di regole, di servizi essenziali, di prestazioni uguali per tutti i cittadini, affinché la stessa
le stesse condizioni vengono date in tutto il paese. Quindi è questo l'esempio più giusto. Il coronavirus ha dimostrato come ci vuole l'autonomia delle regioni, ma ci vuole anche una cabina di regia nazionale. Ecco, noi ci muoveremo in questo senso perché il nostro Stato non va smembrato, alle autonomie e alle regioni vanno date maggiori risorse, ma questo non può avvenire in una logica di divisione o di contrapposizione. Senta, le faccio un'ultimissima domanda, sempre un po' legata alle elezioni, ma quello che ci sta insegnando anche questo coronavirus, uno degli effetti di quello che sta accadendo è che in qualche modo a livello di sondaggi pare che la distanza tra i partiti si stia accorciando e pare anche che, sa che nell'election day si andranno a votare regionali e amministrative, ma anche il famoso referendum per il taglio dei parlamentari, e pare, secondo questo famoso referendum famoso sondaggio, scusi, che è stato pubblicato, che soltanto una persona su 4 sia a conoscenza che il 20-21 settembre si taglierà si voterà per il taglio dei parlamentari. Secondo lei come mai sta succedendo questo? Pensa che la gente, conosciuta una emergenza così grave, abbia spostato un po' le proprie priorità, le proprie idee anche di politica? Ma io credo che in tutto questo periodo le persone che si sono comportate benissimo dal punto di vista dei comportamenti, ricordiamocelo sempre, sono state molto preoccupate della loro salute, della salute dei loro familiari e della possibilità di farcela da questo punto di vista. Adesso sono molto preoccupate dalla possibilità di riprendere dal punto di vista economico e di non avere problemi che sono dati dalle conseguenze economiche e sociali del coronavirus. È ovvio che l'attenzione verso la politica è stata più rivolta verso gli interventi sanitari ed economici per poter fare fronte a questa situazione. Forse della politica, diciamo, più stretta, tutti quanti se ne sono occupati di meno, è stato anche giusto mettere gli interessi nazionali sopra di tutto e per i cittadini e le proprie condizioni di vita e il proprio futuro. Ora è chiaro che del referendum sul taglio dei parlamentari, di cui molto si è parlato nel passato, si può ancora non sapere molto, manca ancora un po' di tempo e naturalmente l'abbinamento con le elezioni regionali e con le elezioni amministrative farà conoscere anche di più questo strumento e ciascuno si potrà esprimere sì o no, mi auguro consapevolmente. Il fatto di aver scelto di consentire ai cittadini di esprimersi è sempre un fatto molto importante per la democrazia. Credo che il livello di conoscenza aumenterà nei prossimi giorni e questo livello di conoscenza aumenterà anche per effetto del fatto che ci sono le elezioni regionali. Forse è finito anche un po' il tempo delle campagne elettorali troppo aggressive, non abbiamo più bisogno di grosse polemiche, abbiamo bisogno di fatti. Beh, direi di sì. Questa emergenza ha dimostrato che viene premiata la forza di chi è in grado di fare degli interventi concreti, viene premiata la coesione, la concordia tra le forze politiche e la capacità di tenere insieme un tessuto sociale. Si vede anche dai sondaggi che chi la spara grossa o chi specula o chi semplicemente crea delle divisioni non viene avvantaggiato. Bisogna sapere unire la responsabilità che ciascuno di noi porta sulle proprie spalle con naturalmente l'identità politica e culturale, mettendo in primo luogo, mai come in questo momento, gli interessi dei cittadini sopra ogni cosa. Allora, buon lavoro sottosegretario, attendiamo insomma le notizie sul decreto semplificazioni, attendiamo di poterlo raccontare ai cittadini per come cambierà nelle piccole, nelle grandi cose nella vita un decreto di questo tipo, le scelte soprattutto sullo sviluppo e sugli investimenti per il nostro Paese. Grazie, buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti voi. Buonasera.
Avete sentito allora, al vaglio della maggioranza passerà in consiglio, c'è soltanto una bozza che sta circolando, una bozza che ha portato con sé già le prime polemiche. Si parla di modifica di disciplina legata all'abuso d'ufficio, velocizzazione delle procedure, autorizzazione agli enti locali, introduzione di poteri sostitutivi al Ministero dell'Ambiente, termini massimi per le applicazioni, insomma, e soprattutto il grande cambiamento è legato al codice degli appalti, un cambiamento che chi lavora ai cantieri, quindi insomma tutto il settore edile, sta attendendo con ansia. Ricordiamo, così ci racconta l'associazione di categoria a livello nazionale, che ci sono state 750 opere, quindi cantieri bloccati nei 2 mesi di pandemia per un importo di 62 miliardi, quindi vedete qual è la mole, insomma, di lavoro che è stato bloccato, e quindi evidentemente un decreto semplificazioni potrebbe aiutare anche il settore edile a ripartire. Ma un altro settore che deve ripartire, probabilmente deve partire in maniera differente, è quello della scuola. Tra pochissimo avremo con noi collegato Gianni Zen, che è preside di un liceo classico a Bassano del Grappa, il liceo Brocchi, tra l'altro un preside molto attivo sui social network, che ha raccontato passo dopo passo come la scuola stessa stava vivendo le indecisioni anche del governo sulla gestione dell'emergenza sanitaria e soprattutto la gestione delle strutture scolastiche e della scuola. E proprio per quanto riguarda la scuola abbiamo un'ultima ora da leggervi. Recita questo: abbiamo già censito altri 3.000 edifici scolastici che sono in sicurezza ma che non vengono utilizzati e possono essere utilizzati come edifici alternativi per accogliere quegli studenti che non dovessero riuscire ad entrare nei propri edifici di riferimento. Lo ha detto il sottosegretario all'istruzione Anna Scani durante una diretta Facebook sulle linee guida per la ripartenza della scuola. Abbiamo chiesto a comuni e province di censire altri edifici che possono essere utilizzati con questo tipo di finalità, e ha aggiunto: c'è un grande lavoro di squadra, daremo a tutti i nostri studenti la possibilità di tornare a scuola il 14 settembre in presenza e in sicurezza. Sapete che il 14 settembre è la grande data, si torna a scuola, ma come si torna a scuola? Questo ancora non è dato sapere. Quello che è certo è che si stanno cercando, come detto, edifici alternativi. Pensate che nel Montebellunese ci sono dei licei, il liceo veronese, che ha addirittura chiesto la disponibilità al cinema di poter ospitare gli studenti per fare le lezioni. Quindi davvero ora la palla passa a enti locali, comuni e province per poter identificare tutte queste strutture che potranno ospitare gli studenti. Prima di passare al preside Zen, vi faccio vedere un servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova, che torna sul caso della nomina di Pandolfi. La revoca ovviamente del posto di lavoro come ricercatore al VIM è arrivata, e non solo quella. Vediamo di capire che cosa è accaduto oggi e poi vi daremo le ultime notizie. Per la ricerca biomedica avanzata, infatti, ha deciso all'unanimità di revocare la nomina. Pandolfi, genetista italiano di fama mondiale, avrebbe dovuto raggiungere Padova da Harvard, dove però è stato accusato di molestie da una ricercatrice del suo laboratorio. La notizia aveva spinto il direttore scientifico uscente, Luca Scorrano, e il Comitato Scientifico Internazionale del VIM alle dimissioni di massa. La decisione di revocare l'incarico a Pandolfi è stata assunta con profondo rammarico, fa sapere la Fondazione, ma pur tuttavia si rende necessaria dopo aver appreso la vicenda nella quale il professor Pandolfi è stato coinvolto, di cui la Fondazione non era stata informata. Francesco Pagano, presidente della Fondazione, aveva confermato la nomina di Pandolfi, ma oggi il CDA ha fatto marcia indietro. Soddisfatto della decisione unanime presa dal Consiglio di amministrazione anche il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, una decisione che riafferma ancora una volta, dice, l'importanza di etica e rispetto per le donne. La Fondazione procederà al più presto alla nomina del nuovo direttore scientifico del VIM, allo scopo di garantire la continuità dell'attività di ricerca. E allora, proprio in merito a questo, vi leggo l'ultima ora che è stata battuta dall'ANSA proprio in questo momento. C'è un'altra revoca a Pandolfi, quella di un premio. Alla luce della gravità dei comportamenti emersi, la Fondazione Italia-USA ha deliberato la revoca del premio America, che era stato appunto
dato a Pandolfi conferito nel 2014. Lo ha annunciato con una nota la stessa Fondazione Italia USA. Il Premio America è un riconoscimento di grande valore civile ed istituzionale che viene consegnato durante una cerimonia solenne alla Camera dei Deputati. Si spiega, sono premiate alte personalità di chiara fama e di assoluta eccellenza nei rispettivi campi di interesse e di attività. Dunque il Premio America, che era stato conferito a Pierpaolo Pandolfi nel 2014, è stato revocato. Adesso andiamo ancora a Padova perché c'è un caso di Covid a Schiavonia, una donna che si è presentata all'ospedale con una leggera febbre, a lei appunto è stato già trovato il virus. Sentiamo sempre nell'approfondimento della redazione di Padova che cosa è accaduto. Una donna di origini cinesi che vive nell'Alta Padovana e che si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Madre Teresa di Schiavonia è risultata positiva al Covid-19. Aveva una leggera febbre e ha dichiarato di essere stata in contatto con un malato di coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo che ha fatto isolare la donna in un'area Covid dove le sono stati fatti il tampone e il test serologico, risultati entrambi positivi. Era da 2 settimane che non si registrava un caso di positività a Schiavonia, tuttavia le sue condizioni non erano tali da richiedere il ricovero e così la donna è stata posta in isolamento domiciliare a casa. Ora l'ULSS 6 ricostruirà i contatti della donna che ha deciso di presentarsi in ospedale dopo aver avuto un passaggio in auto da un uomo poi risultato positivo circa una settimana fa. La paziente vive nell'Alta Padovana e lavora in una fabbrica della provincia di Vicenza. Tutti negativi al Covid-19 invece nella casa di riposo Sereni Orizzonti di Bovolenta. Ospiti e personale sono risultati negativi ai test e quindi già dalle prossime ore riprenderanno le visite dei parenti che erano state sospese per precauzione in attesa dell'esito dei test sui 53 anziani e sul personale dell'istituto. E attenzione perché tracce di coronavirus, quindi il virus è stato trovato all'interno dei tessuti della cornea. Questa è la notizia che è arrivata oggi proprio dalla Banca degli Occhi. La conferenza stampa del presidente Zaia ha voluto ospitare proprio il presidente che ci ha raccontato questa notizia perché ovviamente finita l'emergenza Covid o quantomeno allentata l'emergenza Covid si è ritornati ad effettuare interventi di trapianto della cornea, un intervento per la quale la nostra regione ha davvero delle punte di eccellenza. Allora sentiamo che cosa è stato scoperto ed è stato scoperto proprio dal Veneto, una notizia che tra l'altro sarà condivisa con il Comitato Tecnico Scientifico. Il virus, quando è presente nel nasofaringe, è presente qualche volta anche all'interno dell'occhio della persona. Noi nei tessuti dove abbiamo trovato l'RNA del virus, quindi una traccia inequivocabile che il virus era passato di lì, non siamo riusciti da questi tessuti a ricavare un virus infettante. Questa è un'informazione molto utile dal punto di vista infettivologico ed epidemiologico. Il Covid-19 si insinua anche nei tessuti oculari, ma pare che non abbia capacità infettanti. Lo ha potuto appurare l'equipe regionale che si occupa di selezionare e analizzare i tessuti che sono donati per il trapianto della cornea. La scoperta grazie anche al contributo dell'Università di Padova. Ora sarà condivisa con il Comitato Tecnico Scientifico. Il Veneto è la regione dalla quale arriva insieme al Friuli Venezia Giulia il numero più alto di donatori di tutta Italia. A causa del Covid questo numero ha visto un crollo importante, ma quando dal 21 aprile scorso i trapianti sono ripartiti tra i donatori, lo 0,6% è stato trovato positivo al Covid. 4 donatori erano asintomatici e nei loro tessuti oculari sono state trovate tracce di virus. In Veneto, essendoci grande sensibilità nei confronti della donazione, quasi tutte le famiglie acconsentono all'utilizzo di questi tessuti per attività di ricerca. Grazie a questo siamo riusciti a eseguire questi studi, quindi con questo importante assenso sostegno delle famiglie e a trovare queste informazioni relative alla presenza del virus nella cornea. Il trapianto di cornea eseguito in modo moderno e professionale si può fare senza ricorrere all'anestesia generale e quindi senza coinvolgimento della terapia intensiva. Pochi secondi di pubblicità, poi torneremo in onda, edizione straordinaria per parlare di scuola. Vi aspetto.
Eccoci ben ritrovati, 18:06 puntualissimi, si riparte, si parla di scuola. Vi ho letto un'ultima ora battuta dall'ANSA, quella che racconta di una ricerca di edifici alternativi per ospitare gli studenti che ovviamente dovranno rientrare alle lezioni, quindi a scuola il 14 di settembre, ma non potranno ritornare sui banchi di scuola così come li hanno conosciuti nei mesi di gennaio e febbraio, perché saranno ancora in vigore le norme anti-assembramento. Allora io saluto e ringrazio Gianni Zen, preside del liceo Brocchi, siamo a Bassano del Grappa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Lei non è soltanto un preside, lei ha un curriculum d'eccezione e mi permetta di leggere 2 righe, perché lei è anche componente della Delivery Unit nazionale che coordina le sperimentazioni delle principali innovazioni organizzative, metodologiche e didattiche degli istituti tecnici. È stato parlamentare e membro della Commissione Cultura alla Camera, oltre che funzionario del MIUR. Quindi chi meglio di lei può raccontarci o commentare, partiamo proprio da questo, ci commenta l'operato del ministro Azzolina in questi mesi. Lei è stato molto attivo sui social, ha sempre detto la sua, sempre ovviamente al fianco dei suoi studenti. Che cosa ha sbagliato o secondo lei il governo? Come commenta il suo operato? Lei mi chiede una cosa molto impegnativa, perché noi dobbiamo anche avere il coraggio della verità di dire che le difficoltà del governo e di questa ministra in particolare si vedono tutti i giorni. È una ragazza giovane che ha appena vinto il concorso a preside, però non ha nessuna esperienza sistemica. Si è trovata a gestire una cosa più grande di lei, più grande di noi, senza punti fermi e senza certezze. Anche lei al suo ministero, il Ministero dell'Istruzione, ha costituito l'ennesima task force che ha emanato quelle linee guida che sono state oggetto di infinite polemiche, perché in realtà quelle linee guida, sapete cosa dicono? Scuole e presidi, fate voi. Noi vi diamo un po' di soldini. Nella mia scuola, che ha 2300 studenti e 93 classi, sono arrivati circa 80.000 euro, per cui li utilizzerò per la banda larga, per consentire comunque al wireless, insomma, che funzioni nel caso si debba fare una riorganizzazione della scuola e si possano o si debbano utilizzare gli strumenti digitali, con però un po' di tablet e computer portatili, perché ne ho distribuiti in questa primavera circa 150 ai ragazzi che avevano difficoltà o che avevano i propri genitori con lo smart working in casa, con però schedine per consentire la connessione, perché è stata la spina nel fianco. E poi cosa volete che vi dica? Non ho gli spazi, Esatto. non ho aule, non so dove mettere i ragazzi, il distanziamento, cioè la distanza di 1 metro tra un ragazzo e l'altro, se io dovessi applicarlo, e sto analizzando aula per aula, e le aule non sono tutte da 30 a 35, ci sono aule da 20 che contengono al massimo 20, 25, 30, 32, 33, ma poche. Se io dovessi dividerla a metà e dire metà a scuola, metà a casa con la didattica a distanza, io non so se sono in grado di accettare questa situazione, per il semplice fatto che io credo che più della metà dei ragazzi non ci starebbero in classe. Non ho altri spazi, tant'è vero che sto cercando con la provincia un'altra sede, una terza sede, perché sono stato sloggiato da una scuola elementare considerata inagibile, per cui io mi trovo davvero in difficoltà, e questa mattina ho avuto un momento di scoramento, perché più che di autonomia delle scuole io parlerei di abbandono alle scuole. Le scuole si sentono abbandonate, insomma. Anch'io come preside mi sento abbandonato. Tra l'altro vado in pensione il 1° settembre e dovrei consegnare a chi mi succederà il 1° settembre una scuola che almeno abbia un'organizzazione. Però, come tutti i licei hanno sofferto la domanda esorbitante di iscrizioni, ho dovuto rifiutarne parecchie. Il TAR, i giornali questa mattina ne parlavano, il TAR mi ha dato ragione sul numero chiuso, perché non so dove mettere.
Io sono in difficoltà per la scuola ordinaria, provate a immaginare per la scuola straordinaria che dovremmo comunque mettere in piedi per settembre, perché non ho altri spazi, la provincia, perché noi dipendiamo come scuole superiori dalla provincia, non è in grado di dare nessuna certezza, davvero sono in difficoltà. Io ad oggi, se dovessi rispondere alla domanda come sarà la scuola il 14 settembre, la mia domanda sarà ovviamente non lo so. È proprio il titolo che abbiamo dato a questo intervento, cioè quale scuola aspettarsi a settembre. Sono tantissimi dubbi, immagino che sia ancora più amaro per lei questo addio a settembre. Ecco, non ero a conoscenza di questa sua scadenza. Ha sentito la notizia di un liceo del Veronese che ha chiesto la possibilità di poter utilizzare un cinema per spostare i ragazzi? Cosa ne pensa di questo piano B? Le sembra insomma forse un paracadute? È una cosa giusta, cioè tutti stiamo cercando degli spazi. A Bassano c'è un tribunale che è vuoto e ovviamente io ho chiesto tutti gli spazi possibili e immaginabili perché ovviamente abbiamo bisogno di spazi per sdoppiare le classi. Se io dovessi immaginare metà classe al mattino a metà del pomeriggio, avrei semplicemente l'enigma sui trasporti che saranno in grado, ad esempio, di garantire come al mattino anche il pomeriggio le linee per portare i ragazzi, perché noi non siamo in centro a Milano, noi siamo un paese, come dire, della campagna che vive per quanto riguarda i trasporti delle linee ad hoc che vengono attivate dalle aziende di trasporto. Per cui davvero è impossibile immaginare. Poi avrò altri docenti, perché non è che i docenti potranno fare doppio delle ore, perché ne vanno di mezzo i contratti e cosa mi prendo? Delle denunce se non sono in grado. E poi la questione del raffreddore, se un ragazzo viene al raffreddore dovrebbe rimanere a casa per 3 giorni. Chi è che mi garantisce che nel caso ci sia una situazione in qualche modo dal punto di vista del sanitario difficile a scuola? Io non debba subire le ire magari delle famiglie che direbbero ma noi non avete dato adeguata copertura sanitaria. Per cui davvero non ci sono certezze. Senta, lei in qualche modo ci sta dicendo che forse un ritorno in presenza, tutti in presenza il 14 settembre vi crea più problemi che altro, no? Questa promessa del governo, tutti a scuola, forse non fa altro che mettere in difficoltà? Guardi, la vera soluzione sarebbe che il virus scomparisse. Siccome sappiamo che viviamo giorno per giorno, dobbiamo prepararci anche a tutti i piani B, C, D, E, F, eccetera. A oggi, con le indicazioni attuali, non siamo in grado di garantire una risposta. E le risposte, diremo, cammineranno giorno per giorno. Io vorrei lanciare un appello attraverso Antena 3, che il governatore Zaia e il direttore regionale della scuola, cioè dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, che è ritornata a guidare la scuola veneta, si trovino e facciano una sorta di protocollo veneto che consenta alle scuole di avere dei punti fermi, monitorando tutti gli spazi pubblici e privati, se sarà il caso che dovranno essere individuati, per dare alle scuole quelle certezze che oggi non hanno. Io credo che un'azione di sistema che dica anche a tutta l'utenza, cioè a tutte le famiglie, che davvero ci si sta impegnando ad una soluzione, perché la didattica a distanza, che verrà consentita solo alle superiori, è chiaro che è più facile per le superiori perché abbiamo ragazzi in grandi, mentre è complicata per i ragazzi piccoli. Però senta Preside, che voto diamo alla didattica a distanza dal punto di vista proprio della docenza, no? Perché sappiamo che molti docenti si sono trovati in difficoltà, non tutti sono così alfabetizzati per questo tipo di docenza, insomma bisogna essere preparati, non ci si può inventare docenti a distanza dall'oggi al domani. Com'è andata nella sua scuola, ad esempio? Beh, nella mia scuola io ho raccolto nell'annuario che pubblichiamo ogni anno
le lettere, le mail dei genitori che ringraziavano la scuola, perché è chiaro, i licei hanno anche un supporto sociale alle spalle che consente di avere comunque una garanzia di... devo dire un grazie a tutti i docenti. Ci sono docenti che già erano addestrati, che avevano fatto corsi, altri che hanno fatto corsi perché un gruppo di docenti all'interno della scuola si è messo a disposizione per dare una mano a tutti quelli che in qualche modo dovevano essere alfabetizzati. E attraverso le piattaforme ci sono state delle risposte davvero positive. È evidente che non può essere la soluzione definitiva, perché la scuola vera è quella che si fa in presenza, quella che crea amicizia, quella che crea relazione, quella che crea, cioè, vita. La scuola a distanza può essere solo un momento straordinario o al limite può integrare in momenti particolari la scuola in presenza, per cui immaginare anche che se le distanze lo consentano, metà a scuola e metà a casa che seguono a distanza, e fare dei turni, in modo tale che una settimana di uni, una settimana degli altri, potrebbe essere una soluzione, però bisogna avere i dati certi relativi alla capienza delle aule. Io ho fatto una simulazione classi-aule, come dicevo, ho classi che contengono 30 ragazzi, classi che ne contengono 20, quindi ho messo le classi piccole nelle aule piccole, le classi grandi, però se io devo prendere un metro e misurare con i metri quadrati è chiaro che devo trovare una risposta e non sempre basta dividere a metà. Non ci siamo, cui, certo. Cosa farò? Tre turni nei casi di impossibilità. Ma in questo caso però serve avere una disponibilità della docenza maggiore, serve evidentemente certo, assumere. Certo, per cui noi aspettiamo che la promessa di nuovo personale docente e ovviamente, se abbiamo più spazi, anche nuovo personale non docente, questa promessa arrivi a una qualche conclusione, arrivi cioè a delle proposte concrete, perché fino adesso non abbiamo di fatto visto niente. Questo è quello che ci amareggia di più. Senta, com'è andato questo esame di maturità? Beh, l'esame di maturità, io ero tra i fautori, sono stato consultato tra i fautori che si facesse in presenza nonostante la raccolta di firme per farlo a distanza. Io ero a Valdagno, al liceo di Valdagno, e devo dire che è andato non bene, benissimo, e ho visto l'emozione e dei docenti, perché io ero presidente esterno con docenti interni, ma anche dei ragazzi, i quali si sono rivisti dopo 4 mesi, si sono rivisti per un'ora e poi si sono salutati e noi abbiamo augurato buon viaggio a questi ragazzi, perché sono ritornati in classe, nelle loro classi, e poi hanno preso il volo, perché la vita implica le scelte e chi nel mondo del lavoro, chi nel mondo universitario, i licei ovviamente fanno tutte le università, prenderanno, insomma, per cui anche questo momento, che è stato un momento emozionante, perché si sono guardati negli occhi, credo che rimarrà nella loro memoria, sapendo che comunque è stato l'ultimo momento di una presenza a scuola che poi segnerà la loro vita. Ecco. È stato più un dato psicologico che un quadro conoscenze e competenze di tipo didattico o culturale. Psicologico perché lo chiamo un rito di passaggio, è la fine dell'adolescenza, l'esame di maturità ce lo ricordiamo tutti proprio per questo. Senta, e per chi invece il prossimo anno, quindi a settembre, ripartirà con una nuova, con una classe in più, ecco, dal punto di vista dei programmi, che cosa davvero siete riusciti a salvare di questi 3 mesi di didattica a distanza? Cioè possiamo dire che si riparta con il programma quindi dedicato, quello stabilito dal Ministero dell'Istruzione, o forse bisogna fare un passo indietro? Allora, nella scuola ci sono i dipartimenti che in qualche modo hanno il compito di costruire le programmazioni materia per materia, disciplina per disciplina. Io da subito ho fatto in modo che tutti i dipartimenti disciplinari si rivedessero e rimodulassero in ordine a quelle che erano le tempistiche, sapendo che comunque questa didattica a distanza è stata per la gran parte molto più impegnativa che la didattica in presenza. Certo. E quindi si trattava di rivedere, ho detto dialogate,
una delle cose che i ragazzi hanno messo in evidenza è il carico. 5 ore, perché io ho rispettato l'orario scolastico, 5 ore davanti al computer al mattino, più ore al pomeriggio, era un carico esorbitante, tant'è vero che ho detto rimodulate, ricalibrate e se il caso anche prendete delle pause, perché? Perché noi non dobbiamo neanche schiacciare questi nostri ragazzi, e i docenti erano davvero impegnati, e devo dire un grazie ai docenti perché si sono prodigati per cercare di costruire le migliori strategie per coinvolgere questi ragazzi. Siete l'ultimissima battuta, alla luce insomma anche della sua pensione, le piacerebbe preside avere un ruolo prossimamente in futuro all'interno del Ministero dell'Istruzione per portare un po' la sua? Le piacerebbe andare a Roma? Io sono stato a Roma tornare e devo dire che a un certo punto ho detto stop, perché non è possibile governare dal centro una realtà che è molto diversificata a macchie di leopardo. Mi piacerebbe tornare, ma all'interno di un gruppo di lavoro che sia davvero aperto a quelle che sono le esigenze reali, non semplicemente le esigenze burocratiche. Io ho visto che tutti i documenti che sono stati costruiti intorno alla scuola sono fatti da persone che non hanno mai vissuto la scuola da lì dentro e si sono preoccupati semplicemente degli aspetti normativi, legislativi, di legalità, anticipando come prima preoccupazione quella dei possibili ricorsi, perché sapete che la Repubblica Italiana è fondata sui ricorsi. Certo. Io direi, se noi ascoltassimo la scuola reale e ci chiedessimo di cosa davvero hanno bisogno tutti i nostri ragazzi, i docenti, tutti quelli che ogni giorno si impegnano, ne verrebbero fuori delle vere riforme, quelle che purtroppo a oggi non ci sono state e che stanno sempre più in qualche modo allontanando il mondo della scuola da quella che è la domanda di governo della scuola stessa, tanto è vero che c'è, insomma, è un mondo... Grazie preside, siamo davvero in chiusura. La devo ringraziare per il suo intervento, ora dobbiamo lasciare lo spazio al TG regionale, accogliamo il suo appello anche nei confronti, insomma, lo gireremo alla regione e al presidente Zaia, in bocca al lupo insomma per il suo percorso. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Noi abbiamo terminato, allora tra pochissimo il telegiornale del Veneto, Venezia, Treviso e poi una nuova ora di edizione straordinaria dalle 20 alle 21. Arrivederci.